Eccoci qua, come sapete oggi visitiamo il Pozzo di Santa Cristina, un sito importantissimo, interessantissimo, uno dei più belli della Sardegna, dei più rappresentativi della Sardegna nuragica. E la sorpresa di stasera è che oltre alle slide e alle foto lo possiamo vedere virtualmente attraverso il modello 3D realizzato da TerraVista con cui appunto lo possiamo esplorare veramente. Facciamo prima una veloce contestualizzazione. Allora, innanzitutto dove si trova Santa Cristina? Sicuramente chi ci segue dalla Sardegna lo sa, ma per chi non è sardo, non conosce bene la Sardegna, vi faccio vedere, siamo praticamente al centro della Sardegna e il sito archeologico di Santa Cristina, appunto, lo troviamo qua. E qua vediamo appunto il Pozzo Sacro, la Capanna delle Riunioni, tutti gli altri edifici pertinenti all'area sacra che sono stati scavati, probabilmente erano edifici di supporto e di servizio che venivano utilizzati durante le feste religiose, dei pellegrini, da tutte le persone che accorrevano al santuario per incontrarsi e per celebrare le feste. Ma tutto questo bellissimo parco anticamente era un grande villaggio, infatti qua troviamo anche il nuraghe, non so se si riesce a vedere un pochino. Quindi giusto per farvi capire qual era il contesto del sito. Quindi parliamo dell'età nuragica, siamo nell'età del bronzo, un villaggio abitato fin dal bronzo medio, il nuraghe è datato al bronzo medio, mentre il Pozzo Sacro datato normalmente intorno all'undicesimo-decimo secolo avanti Cristo, più undicesimo sicuramente, tra il XII e il X secolo possiamo dire, ma chiaramente ha frequentato poi anche nei secoli successivi. Ritorniamo un attimino alle slide. Il Pozzo Sacro di Santa Cristina, appunto, è molto famoso anche per la sua architettura così raffinata e così sofisticata che adesso andremo ad esplorare attraverso il modello tridimensionale. Prima anche di parlarvi un pochino più approfonditamente dei culti, dei suoi significati simbolici e della sua appunto interpretazione come osservatorio lunare. Chiaramente quando parliamo di osservatori nei monumenti antichi non dobbiamo pensare a un'idea di astronomia laica come quella di oggi, ma dobbiamo ricordarci che tutto ciò che concerneva il cielo, l'osservazione del cielo e degli astri era collegato al sacro, alla religione, alle feste religiose, al tempo, allo scorrere del tempo, al riconoscere determinati avvenimenti importanti nell'anno. Oh, ragazzi, quelli di Instagram tra un po' mi mollano perché non riesco a tenere fermo il telefono oggi, si vuole per forza muovere. Bene, iniziamo questa esplorazione virtuale. Metto anche a tutto schermo così lo vedete meglio. Voi tutto a posto? Sì, voi di Facebook, datemi ogni tanto un feedback. E qua iniziamo, qua lo vediamo dall'alto, innanzitutto anche la forma dall'alto è molto bella, molto particolare e è anche carica di significato simbolico. Infatti in questa immagine normalmente si riconosce, perlomeno molti sono d'accordo con questa lettura, una rappresentazione del femminile, dell'organo femminile e quindi del principio femminile. Infatti, come vedremo fra poco, tutta la simbologia del pozzo
è legata a quella del ventre materno, quindi sia a quella del grembo con la scalinata che appunto ci porta nel grembo della terra, ma è un grembo che è anche pieno d'acqua, quindi dove si trova comunque l'elemento che permette la vita. Quindi ci sono tutte queste connessioni simboliche che erano molto importanti anche per ciò che il santuario sicuramente rappresentava e per i rituali che vi si facevano. Quindi, a partire da questa bellissima visione dall'alto, come vedete, per chi ha seguito i seminari che abbiamo fatto le scorse settimane, vedete che l'area del pozzo è circondata da un muro ellissoidale, un temenos, quindi un recinto sacro che appunto definisce e separa, abbiamo visto anche che sacro significa separato, definisce e separa proprio l'area del pozzo. Ecco, quindi ci avviciniamo e qua vediamo la scalinata del pozzo. Pian piano ci avviciniamo, vediamo che il vano scala ha questa caratteristica luce di forma trapezoidale, forma proprio un trapezio con una geometria perfetta. Gli scalini per scendere giù fino alla camera del pozzo e quindi all'acqua sono 25. Qua potete osservare che si nota subito la perfezione della tecnica costruttiva e in particolare, non so se si riesce a cogliere dal modello, questa caratteristica tecnica che è utilizzata a Santa Cristina, ovvero di mettere ogni filare leggermente arretrato rispetto al successivo. Quindi forma un aggetto, però anziché formarlo mettendo i filari avanzati, lo forma mettendoli arretrati ma lavorando i blocchi proprio con un'inclinazione particolare in modo da proprio creare la linea. Quindi proseguiamo a scendere. Qua possiamo osservare anche la caratteristica scala rovesciata. Ora fra un pochino, quando arriviamo giù, la vediamo meglio. Ecco, vedete? Praticamente la copertura del vano scala è realizzata con questa tecnica che forma proprio una scala rovesciata formata da una serie di architravi sovrapposti. Bene, arriviamo giù e vedete che troviamo la camera del pozzo che appunto, come in tutti i pozzi sacri della Sardegna, è una camera di forma circolare e che ha questa caratteristica forma allungata a tolos, ma che a differenza delle altre tolos conosciute ha questa forma caratteristica cosiddetta a collo di bottiglia, quindi allungata, che poi possiamo vedere fra poco. Vi faccio vedere la sezione e la vediamo meglio. Ora vi volevo mostrare come si vede, per chi non c'è stato ovviamente, chi c'è stato lo sa già, come si vede dalla fine delle scale, ecco tutta la scalinata con la caratteristica luce trapezoidale. Bene, ora proviamo ad andare al centro del modello.
Ecco, qui vedete appunto l'oculos da cui entra la luce esterna e adesso proviamo a uscire fuori e vi faccio vedere come si mostra il pozzo in sezione. Ecco, vedete la forma cosiddetta a collo di bottiglia, che praticamente non so se si capisce bene dal modello, però termina proprio sul piano di campagna. Qua vedete anche come appare proprio in sezione il vano scala, la sua profondità, vi dicevo che ha ben 25 gradini. E qua possiamo osservare come si presenta l'area dell'oculus all'esterno. Come potete vedere, appunto, è formato da due pietre perfettamente sagomate per stare in questa posizione. Magari lo vediamo meglio dalla foto. Ecco, da questa slide possiamo vedere alcuni dettagli architettonici che abbiamo visto poco fa nel modello, in particolare da qui possiamo vedere meglio come è sagomato perfettamente l'oculos, anche i due blocchi dell'oculos rispetto al filare inferiore hanno, come vedete, la sporgenza di cui vi parlavo poco fa, che è una tecnica proprio caratteristica di Santa Cristina che oltre a caratterizzare il vano scala, caratterizza proprio la camera all'interno e vedremo che questo è molto importante dal punto di vista dell'interpretazione astronomica, come vedremo fra poco. Proseguiamo. Quali culti si celebravano in questo tempio? Allora, abbiamo visto la connessione tra l'acqua, la terra, il principio femminile. Chiaramente l'acqua ha innumerevoli significati legati al sacro che concernono la vita, la nascita, la purificazione, la guarigione. Per cui, siccome non abbiamo informazioni complete per quanto riguarda i rituali che si svolgevano, anche perché sono stati ritrovati alcuni reperti, come ad esempio questi bronzetti, ma la gran parte dei dati archeologici provenienti dagli scavi degli anni 70, 60-70 non è stato pubblicato, per cui non abbiamo elementi archeologici a supporto delle diverse interpretazioni. Chiaramente possiamo ragionare su base antropologica, sulla base di confronti che possiamo fare in base alla storia delle religioni e soprattutto anche con quello che ritroviamo negli altri pozzi sacri nuragici. Ok, per cui tutte queste possibili valenze di purificazione, di guarigione, di fertilità sono tutte ovviamente da considerare valide, anche se ovviamente ci dobbiamo mantenere sul generico. E un altro elemento che a Santa Cristina, diciamo, è molto rilevante è quello della connessione con la Luna. Sappiamo anche che ci sono tante tradizioni che collegano i pozzi alla Luna, anche in funzione divinatoria, ad esempio, ma non solo, ma anche molte dee comunque, anche molte dee hanno anche delle connotazioni lunari, per cui ecco, tutto questo ci porta chiaramente a ipotizzare dei culti che avevano una forte valenza femminile. Detto questo, cosa significa che il Pozzo di Santa Cristina era anche un osservatorio lunare?
Secondo gli studi di diversi studiosi, da ultimo quello che se ne è occupato di più è Leboeuf, che nel 2011 ha scritto un libro molto bello che vi consiglio, Il Pozzo di Santa Cristina, un osservatorio lunare, diciamo incuriosito già da diverse ipotesi che erano state fatte sulla connessione tra il Pozzo di Santa Cristina e la Luna, che è data specificamente dalle proporzioni proprio della Tolos, della cupola, che sono in relazione proprio al punto in cui la Luna in un istizio passa lungo il meridiano. Ok, quando la Luna attraversa il meridiano, diciamo che l'altezza della Luna forma un angolo che è lo stesso che possiamo dedurre appunto dal rapporto di base-altezza della cupola del Pozzo di Santa Cristina. Per cui si era già ipotizzato che si potesse osservare la Luna specchiarsi all'interno del pozzo in determinati momenti del ciclo lunare e in particolare all'apice del ciclo lunare, ovvero il lunistizio maggiore settentrionale. Per cui a partire da queste ipotesi e con una serie di misurazioni, Leboeuf è andato oltre e ha scoperto, ecco qua, vediamo alcune immagini tratte dal suo libro, ha scoperto che i filari della cupola della camera del Pozzo di Santa Cristina costituiscono praticamente una scala graduata nella quale si può leggere, osservando come la luce appunto come la luce marca i diversi filari, si può osservare a che punto si è del ciclo lunare e diciamo lui ipotizza, addirittura si spinge a dire che in base a queste osservazioni che potevano essere fatte utilizzando questa scala graduata, i costruttori del pozzo, comunque gli utilizzatori del pozzo che avevano le conoscenze, quindi ipotizziamo i sacerdoti, le sacerdotesse, potessero prevedere addirittura le eclissi. Quindi immaginatevi l'importanza di avere uno strumento del genere, sia proprio per quello che poteva significare anche da un punto di vista sacro, religioso, chiaramente sia i momenti culminanti della luna che le eclissi erano dei momenti a cui venivano attribuiti anche particolari significati dal punto di vista del sacro, quindi probabilmente da celebrare con opportuni sacrifici, rituali e così via. Ma quello che sorprende è proprio quanto è sofisticato questo strumento e sia le conoscenze necessarie per poterlo realizzare, ma anche per poterlo utilizzare. Ok? Ora non mi addentro troppo in dettagli troppo tecnici, però diciamo che il succo del discorso è un po' questo. E questo avvenimento, appunto, l'unistizio maggiore, si verifica ogni 18 anni e mezzo e nel Pozzo di Santa Cristina è possibile osservare per 11 anni di questi 18 il ciclo lunare sulla base delle osservazioni nella scala graduata formata dai filari. Immaginatevi la raffinatezza e la scienza che c'è dietro, ecco, perché chiaramente tutto questo richiede delle osservazioni, richiede un metodo ben preciso e richiede anche la ripetitività, la prevedibilità appunto dei fenomeni che si osservavano, per cui può essere realizzato soltanto dopo attentissime osservazioni, deduzioni e così via. Per cui possiamo sicuramente parlare di un'opera che a buon diritto dovrebbe entrare nella storia della scienza, anche se purtroppo diciamo, il riconoscimento dell'importanza del Pozzo di Santa Cristina da questo punto di vista non è ancora unanime. Ok,
Adesso torniamo un attimo al modello, così vi faccio vedere come funzionano appunto questi filari della scala graduata. Eccoci, metto un attimo il full screen. Siamo all'interno della camera del pozzo, chiaramente qua senza il raggio di luce non riusciamo a cogliere l'aspetto della scala graduata, però quello che vi volevo mostrare qua è, non so se riuscite a scorgerlo dal modello, che tutti i filari sono perfettamente identici in altezza, tranne uno che è questo, che è il filare che appunto nello schema di Lebesgue è denominato filare K. Ecco, questo filare ha una particolarità: oltre a essere diverso dagli altri, è alto, non ha una misura a caso, ma è alto esattamente 1,5, scusate, 1,5 rispetto agli altri, ha un valore di 1,5 rispetto all'altezza degli altri. Quindi questa evidente anomalia ha attirato l'attenzione di Lebesgue, che ha trovato anche il motivo, verosimilmente appunto perché poi, come vedremo fra poco, la sua ipotesi è stata anche confermata dalle osservazioni. Quindi lui ha trovato che praticamente in questa scala graduata in cui i raggi lunari sbattono appunto sul bordo di tutti i filari, formando proprio dei gradini di luce, come abbiamo visto nelle slide. Ecco, come si vede da questa foto, è il filare K, che nello schema lo vedete qua, si vede anche qui che è chiaramente più alto degli altri, è un marcatore ed è il marcatore dell'unistizio medio, quindi di un momento ben preciso del ciclo lunare. Ecco, come vedremo fra poco, appunto, questa ipotesi è stata anche confermata dalle recenti osservazioni, dall'osservazione che è stata, ecco, che si è svolta lo scorso 9 gennaio, a cui appunto assieme a tantissime altre persone ho partecipato, proprio per poter vedere dal vivo, verificare questa ipotesi. È stato molto bello poter vedere dal vivo appunto la luce della luna che pian pianino scendeva formando questa caratteristica forma che sembra la coda di un serpente, che secondo Lebesgue potrebbe avere anche questa un significato simbolico, proprio questa forma di serpente che si forma da questo raggio lunare che scende e pian piano arriva fin lì per poi ritornare indietro. Chiaramente è una luce molto tenue quella della Luna, infatti era praticamente impossibile fare delle foto perché appena soltanto si accendeva il display del cellulare, praticamente faceva talmente tanta luce che poi gli occhi dovevano di nuovo abituarsi per poter di nuovo vedere bene cosa stava succedendo. Ma quello che vi volevo dire prima, scusate, avevo perso un attimo il filo, è che questa ipotesi, nonostante sia stata anche confermata, oltre che dai calcoli, dalle osservazioni sperimentali, trova ancora parecchie ostilità per un semplice motivo, ovvero normalmente i pozzi sacri avevano appunto sopra la parte ipogeica un tempio costruito sopra e quindi una parte cosiddetta aerea, cioè che stava fuori terra, che era costruita, di cui oggi rimane soltanto questa base perimetrale che tra l'altro non si è neanche sicuri che sia del tutto originaria rispetto al tempio, potrebbe essere stata anche, diciamo, rivista in qualche modo. Ad esempio
gradonata in cui ci si può sedere, potrebbe essere anche più recente comunque perché la sistemazione non sembra, diciamo così, raffinata come quella del pozzo, alcune pietre sono leggermente dislocate e così via. Quindi non si è sicuri, diciamo, della bontà proprio di questo muro che ora vediamo perimetrale e probabilmente qua sopra doveva esserci un ulteriore tempio. Lo sappiamo perché quasi tutti i templi nuragici, cioè tutti i templi nuragici che conosciamo, erano fatti così, quindi avevano un vestibolo prima della scalinata che era coperto a doppio spiovente. Sopra la camera del pozzo c'era normalmente una muratura che probabilmente chiudeva a tolos, a cupoletta o a tamburo e così via. E quindi gli studiosi che non condividono questa ipotesi dicono sì, però se sopra c'era il tempio, la luce della luna non si poteva vedere. Chiaramente questo, a mio parere, è un argomento un po' debole perché non possiamo escludere che anche se ci fosse stato qualcosa sopra, non fosse comunque a cielo aperto, consentendo quindi questo tipo di osservazioni. Sembrerebbe abbastanza assurdo costruire una macchina, diciamo, per osservazione così raffinata e poi non poterla utilizzare perché si costruisce qualcosa sopra. Ecco, quindi questo per riassumere un pochino i termini del dibattito. Ecco, quindi cosa succede ogni 18 anni e mezzo? Ogni 18 anni e mezzo, quindi la Luna, percorso tutto, diciamo, il suo percorso, questa linea appunto simula il raggio lunare all'unistizio, quindi andando poi a toccare l'ultimo filare, quindi arrivando la luce lunare a specchiarsi nell'acqua del pozzo. Bene ragazzi, se ci sono domande, vediamo, potete farmele così vediamo un pochino di chiarire alcune cose che sì, un popolo molto magico, ci dicono sicuramente sì. Allora, diverse persone mi hanno chiesto se lo stesso fenomeno si può osservare anche in altri pozzi. Allora, la risposta è che non si può osservare perché diciamo che il pozzo di Santa Cristina è uno dei pochi che ha tutta la Tolos completamente, praticamente intatta, anche se appunto comunque restaurata, anche se non si capisce bene quanto, ma probabilmente come si può vedere osservando i filari, tutti i filari sono comunque originali, sono stati semplicemente alcuni riposizionati, in particolare una delle due pietre dell'oculus si sa che è stata ritrovata poco distante. Ma quello che per rispondere alla vostra domanda non abbiamo purtroppo tanti esempi di pozzi così ben conservati, perché è vero che non c'è più la parte esterna, la struttura esterna che stava sopra, però proprio perché è completamente ipogeico il pozzo, ma anche la camera e anche tutta la cupola. Il pozzo di Santa Cristina è perfettamente conservato, altri no, per cui non possiamo fare le misurazioni nello stesso modo. Quello che è possibile dire è che sicuramente c'era questa connessione comunque lunare, almeno a livello simbolico. Poi probabilmente, dato che il pozzo di Santa Cristina rappresenta l'apice di questo tipo di architettura e anche probabilmente un momento in cui anche l'evoluzione, diciamo, di tutta sia la teoria che la pratica che sta dietro a una realizzazione del genere erano in una fase molto molto evoluta, molto molto avanzata
della civiltà nuragica e quindi probabilmente, diciamo, questo monumento racchiude un po' la summa di tutte quelle conoscenze, per cui è possibile che ci fosse già anche negli altri pozzi sacri questa connessione lunare, probabilmente più a livello simbolico per quello che il pozzo significa in connessione alla luna, come abbiamo visto prima, ma probabilmente non fungevano proprio da osservatorio calendario lunare come invece il pozzo di Santa Cristina. Quindi penso di avervi risposto. Allora, per completamente ipogeico intendo che praticamente l'ultimo filare dove c'è l'oculos è a livello praticamente del terreno, ok? Mentre se consideriamo altri pozzi sacri, diciamo che l'ultima parte della cupola esce o usciva fuori terra anche un bel po', per cui la maggior parte non li abbiamo ritrovati integri, anche se comunque ce ne sono anche altri che sono abbastanza intatti, però diciamo che sono tutti diversi tra di loro, sia la profondità è diversa perché era anche in funzione ovviamente dell'acqua che bisognava captare, sia anche comunque di scelte costruttive evidentemente di altro tipo e quindi diciamo che non c'è una regola fissa. In alcuni ci sono pochissimi gradini, in altri ce ne sono invece tanti. Qui Santa Cristina è una delle scalinate più profonde con 25 gradini. Capite che c'è una variabilità che non ci permette di fissare diciamo delle regole troppo schematiche. Ogni monumento è un po' un caso a sé stante, quindi non è l'unico che è completamente ipogeico, ma diciamo che la maggior parte hanno una parte fuori terra che nella maggior parte dei casi si è rovinata, per cui è impossibile fare delle misure di questo tipo, ok? Sì, allora Christine mi chiede una parte aerea come su Tempieso, sì, con le dovute differenze, nel senso che su Tempieso una fonte sacra è molto più piccola, diciamo, della maggior parte dei pozzi sacri nuragici, essendo una fonte, quindi l'acqua è superficiale, la camera è molto piccola come in tutte le fonti nuragiche, diciamo di solito le camere sono molto piccole rispetto a quelle dei pozzi che sono un po' più grandi. Però diciamo che la forma più o meno era quella, infatti il coronamento l'acrotterio, diciamo così, la pietra di coronamento che ci mostra che il vestibolo era a doppio spiovente, che è stata ritrovata su Tempiesu e in altri pozzi come quello di Santa Vittoria, quello di Abini, quello di Sorso, se non sbaglio anche altri, mi sembra anche quello di Irru, se non sbaglio, ci fa vedere che probabilmente tutti i pozzi sacri avevano questo vestibolo coperto a doppio spiovente, realizzato tutto in pietra e che quindi si coronava appunto con una pietra triangolare alla sommità, ovviamente con una fila di pietre, non con una. Ok, allora, sì, per quanto riguarda gli altri pozzi, diciamo che bisogna fare degli studi ad hoc, ma nessuno di quelli studiati finora dimostra, diciamo, le stesse caratteristiche di Santa Cristina, per questo che Santa Cristina si dice che è un unicum. Qualcuno mi ha chiesto i solstizi, ma diciamo che ai solstizi a Santa Cristina non accade niente di significativo, mentre agli equinozi c'è un altro fenomeno curioso che non sappiamo però quali implicazioni
potesse avere per quanto riguarda il culto, il rituale, o se ne aveva, o se è semplicemente un fenomeno ottico, che è quello che probabilmente di cui avete sentito nominare, che è quello del capovolto, che si verifica agli equinozi. Semplicemente il Sole intorno a mezzogiorno praticamente sta di fronte, quasi di fronte proprio alla scala, per cui illumina fino all'acqua ed è possibile per cui in questi momenti poter vedere la propria ombra. Purtroppo non ho cercato una foto, scusatemi, ma se cercate Santa Cristina Capovolto lo trovate subito. Si può vedere la propria ombra riflessa sulla parete del pozzo capovolta, ok? Perché chiaramente come l'ombra della persona che sta alla fine della scalinata davanti all'acqua si riflette sull'acqua e poi l'ombra dell'acqua si riflette sul muro della camera del pozzo perché chiaramente la luce solare arriva fino a là. Non so se ve l'ho spiegato bene. Eccoci, quindi spero comunque di avervela spiegata questa cosa. Se non l'avete capito, cercate una foto e lo capite immediatamente. Eh sì, mi dice Dana che a Olbia l'ombra capovolta c'è ogni giorno. Eh sì, proprio perché dipende dal sole come illumina l'acqua, ok? Però a Santa Cristina si verifica durante gli equinozi proprio per come è orientato ovviamente il pozzo, quindi dipende dall'orientamento se si verifica o no. Sicuramente. Ora non ricordo a memoria l'orientamento di Satesta, ma sicuramente è diverso da quello di Santa Cristina. Eh, Wolfgang mi chiede quali sono le sorgenti di questa conoscenza astronomica, le riflessioni teoretiche, gli esperimenti, eccetera. Purtroppo non lo sappiamo ancora, c'è tanto da studiare su questo. Sicuramente quello che vi posso dire è che l'astronomia è la prima scienza, quindi l'uomo ormai si sa che fin dal Paleolitico osservava il cielo e aveva capito molte cose fin dal Paleolitico, cose che stanno venendo in luce con ricerche molto molto recenti. Magari facciamo una puntata apposta e ve ne parlo perché ultimamente ho letto alcuni articoli che mi hanno illuminato da questo punto di vista, per cui se certe conoscenze sono state acquisite in tempi così remoti, figuratevi quale padronanza potevano avere nell'età del bronzo, sapendo anche chiaramente che al ciclo degli astri era legata tutta la vita sulla Terra, in una visione appunto del mondo che era un tutt'uno, una visione, potremmo dire, usando un termine oggi un po' inflazionato, olistica, ok? Oggi a noi ci sembra strano perché ormai abbiamo perso questo legame con il cielo ci sembra una cosa messa lì, non lo guardiamo più, non sappiamo più dove sorge la luna, dove sorge il sole. Anticamente non era così, l'orientamento, lo scorrere del tempo, l'organizzazione dell'agricoltura, delle feste religiose, era tutto collegato ed era tutto collegato quindi all'osservazione del cielo. Per questo sicuramente dobbiamo studiare, approfondire questi aspetti per capire quali implicazioni poteva avere sulle loro conoscenze e quindi anche riscoprire quale può essere il valore reale di monumenti come questo che fino allo studio di Leboeuf, sì, ok, è bellissimo, un'architettura perfetta, eccetera, però più di là non si andava. Architettura, la tecnica, ok, la simbologia, fine, però in realtà nasconde anche una vera e propria scienza sacra, potremmo dire. Bene, ragazzi, se non ci sono altre domande veloci, io mi sa che chiudo qua. Elisabetta mi chiede se il numero di 25 gradini ha qualche significato. Io penso che ogni cosa, ogni elemento
di un monumento del genere abbia un significato. Il problema è che noi non riusciamo a capirlo, quindi finché non sopravviene un'intuizione o un qualcosa o un avanzamento delle conoscenze che ci permette di fare dei collegamenti, tante cose che non capiamo per noi è come se non esistessero. Però ecco, rimane sempre il punto interrogativo da questo punto di vista. Quindi queste erano alcune osservazioni che avevo scritto il giorno dopo aver visto appunto il fenomeno dell'unistizio medio al pozzo di Santa Cristina, quindi mi piaceva lasciarvi con queste se avete piacere di leggerle e noi ci vediamo sabato sempre alla stessa ora. Quindi per il momento vi saluto e vi auguro una buona serata e una buona quarantena. Ce la possiamo fare. Ciao, arrivederci, a presto.